Apre oggi la grande mostra di Giulio Romano nel Palazzo Ducale di Mantova con nuova e stravagante maniera. È un progetto che viene da lontano, ormai da 4-5 anni ha coinvolto non solo questo museo, che è uno dei 20 musei più importanti d'Italia, autonomi, ma anche l'eccellenza dei musei non italiani, ovvero il Louvre. Innanzitutto in mostra abbiamo una quantità veramente consistente di disegni, ma anche sculture, ma anche dipinti. Si riesce a raccontare Giulio Romano tutto tondo. Di più, il disegno è lo strumento che il maestro riusciva a utilizzare per trasmettere le proprie idee, la propria freschezza, il proprio genio diretto, di getto, per comunicare le sue idee quindi alla sua bottega, come in tutte le botteghe di tutti i grandi maestri, che era quella che poi realizzava buona parte degli affreschi, dei dipinti, degli edifici. Ovviamente il maestro da solo fisicamente non avrebbe mai potuto realizzare quello che ha ovviamente realizzato, perché non gli sarebbe bastata la sua vita. Di più, la cosa straordinaria è che Giulio Romano è sostanzialmente un genio universale, come lo definisce Vasari. Questo perché? Perché riesce a individuare un ventaglio di aspetti straordinario, di temi dal punto di vista dell'iconografia, la ripresa del classico, della classicità, i dipinti sacri, i dipinti profani, i temi mitologici, ma ancora di più riesce a lavorare su una serie di aspetti che vanno da opere piccolissime, pensate soltanto al gioiello, alla saliera, all'oggetto che si mette sulla tavola, quindi oggetti di piccole dimensioni realizzate da abili artigiani, da orefici, fino addirittura al palazzo intero, all'edificio, al quartiere urbanistico. Ecco che è veramente una personalità di tutto tondo. La cosa forse ancora più straordinaria è che è Giulio Romano alla fine discepolo prediletto di Raffaello, ovvero sia il più grande genio del Rinascimento, e l'opera di Giulio Romano è tale che nella sua gioventù continua perfettamente e si inserisce insieme a quella del maestro, tanto che non si riesce quasi a distinguere dove le pennellate su un dipinto, per esempio quelli del Prado, le pennellate di Raffaello terminano e incominciano quelli di Giulio Romano, ma poi lui cambia le carte in tavola quando diventa autonomo, quando viene a Mantova nel 1524, cambia le carte in tavola e decide di innovare questo linguaggio, cioè non più una ripresa perfetta e tout court della classicità, ma un'effrazione delle regole classiche che quindi diventano anche un aspetto alle volte ironico, a volte grottesco, alle volte magniloquente, che è quel passo in più che poi alla distanza di decine d'anni porterà poi al barocco. Tanto lavoro naturalmente, ma anche il primo successo soprattutto è che il Louvre è diventato partner della mostra, cosa che non è che ogni giorno lo fanno. Secondo successo che già adesso sappiamo che tanta gente si interessa per quella mostra. Girano anche le voci, la mostra più bella dell'anno, quindi meglio così non si può avere a quel punto. Vediamo la reazione poi del pubblico, abbiamo fatto tanto lavoro anche sul marketing, tante idee creative, sempre in collegamento con l'artista così creativa Giulio Romano. La mostra prende lo spunto da uno dei temi della decorazione di Palazzo Te, in particolare dalla decorazione della camera di Psiche, dove troviamo dei temi di carattere erotico, dove troviamo un banchetto degli dei per il matrimonio tra Amore e Psiche, ed è un banchetto pieno di immagini di nudi, di immagini felici, di ebbrezza, di gioia di vivere in un certo senso, in cui Giulio Romano ha dato sfogo alla sua capacità di donare un aspetto sensuale alle immagini e alle pitture che realizzava. E prendendo spunto da questa aspetto, da uno degli aspetti della decorazione di Palazzo Te, da questo aspetto importante della decorazione di Palazzo Te, abbiamo voluto ragionare ed elaborare il tema dell'erotismo nell'arte del Cinquecento, a partire da Giulio Romano. E qui troviamo un altro elemento che caratterizza la mostra, quello del gioco, dello scherzo, del divertimento. Queste opere erano, come dice un documento proprio riguardante Federico Gonzaga, erano concetti allegri, cioè erano opere che dovevano
intrattenere le corti dell'epoca. E noi crediamo che questo dipinto dei due amanti abbia a che fare proprio col mondo della commedia, che era uno dei passatempi preferiti delle corti prima romane e poi anche mantovane, commedie che erano piene di qui pro quo, di scambi di persona, di amori leciti e illeciti. E quindi pensiamo che questo dipinto attinga proprio a quella dimensione e sia quello che abbia permesso lo stabilirsi di una reciproca comprensione tra Giulio Romano e il suo committente mantovano. È un anno speciale, è un anno incredibile perché per la prima volta, se pensiamo per la prima volta, Palazzo Ducale e Palazzo Te insieme con un biglietto unico, e questo già dice tutto di come si è lavorato per superare ostacoli che per decenni hanno da questo punto di vista tenuto separati i due grandi gioielli della nostra città. Ma valeva la pena farlo e quindi ringrazio il direttore Asman e il direttore Baia Curioni per aver accettato il mio invito a davvero lavorare insieme superando tanti ostacoli per realizzare due grandi mostre in un anno speciale che sarà un anno che accresce ancora l'immagine, la comunicazione, la forza, la consapevolezza nella città e nei mantovani, e io credo a livello nazionale e internazionale su quanto questa piccola ma orgogliosa comunità è in grado, quando vuole, di creare sfide e imprese magnifiche. Questo è quello che stiamo presentando qui a 30 anni di distanza dalla grande mostra su Giulio Romano che si svolse a Palazzo Te. Riportiamo gli amanti, l'opera straordinaria di Giulio Romano esposta all'Ermitage, da 30 anni non veniva. Arazzi e il Metropolitan, i 72 disegni del Louvre esposti a Palazzo Ducale, sono quasi 50 i musei, le istituzioni culturali partner di queste due grandi mostre, davvero i più importanti al mondo sono qui, e questo io credo segni e dimostri come 2 anni di lavoro, 2 anni di lavoro valga la pena oggi in un sol giorno per dire che questa è io credo una giornata di festa e di gioia per la nostra città.